Cambierà l'illuminazione pubblica di Feltre. In 3.000 punti luce ormai obsoleti verranno messe lampade LED che consentiranno un risparmio energetico pari fino a quasi il 60%. Il Comune non spenderà nulla perché ha deciso di aderire ad una gara indetta dallo Stato che vedrà tutto affidato per i prossimi 9 anni all'azienda vicentina vincitrice dell'appalto per tutto il Veneto. Per Feltre significa rinnovare completamente dal punto di vista strutturale proprio la città, perché quando parliamo di illuminazione, quando parliamo di energia rinnovabile, quando parliamo di riqualificazione diventa fondamentale non solo per quanto concerne le spese eccetera, ma per quanto concerne i cittadini una garanzia anche qualora ci fossero dei guasti eccetera, perché qui ci si occupa anche di manutenzione oltre che di rinnovo di tutti i 3.000 appunto impianti punti luce. 24 fino ad ora i comuni veneti che hanno aderito, tra cui Vicenza, Noale, Castelfranco e Asiago. Altri hanno preferito gestire il rinnovo con gare autonome o provvedervi per stralci, come ha fatto la stessa Feltre investendo circa 130.000 euro l'anno scorso. Poter dare il tutto in mano a chi se ne occupa a tempo pieno e con un canone garantito di circa 400.000 euro ha però indotto la giunta Fusaro a questa scelta. Abbiamo scelto adesso di fare un salto di qualità, aderire alla gara Consip, che è una gara che ha gestito lo Stato per noi, in cui le pubbliche amministrazioni possono aderire entro la fine dell'anno. C'è una società di Vicenza che ha vinto il Lotto 4, che è Friuli Venezia Giulia e Veneto, e che offre un pacchetto completo. Gli unici a non essere toccati saranno un centinaio di punti luce aerei, incompatibili con le lampade LED e che per sostituire i quali sarebbe necessario un investimento assolutamente eccessivo.